Nuovi arrivi e cambi tra gli ufficiali del comando provinciale dei Carabinieri di Padova. Torna in città dopo 4 anni al comando della compagnia di Castelfranco Veneto il maggiore Enrico Zampolli, che aveva diretto la compagnia di Pieve di Sacco fino al 2019. Ora sarà il comando del nucleo investigativo del reparto operativo che segue le principali indagini della provincia. Nuovo comandante della compagnia di Padova è il maggiore Stefania Riscolo, che arriva dalla compagnia di Acireali a Catania. Alla guida del nucleo operativo radiomobile di Padova invece il tenente Antonio Zarrillo, che fino a luglio è stato impegnato nella missione internazionale a Pristina in Kosovo. I 3 nuovi ufficiali sono stati presentati dal colonnello Michele Cucuglielli, comandante provinciale che ha tracciato gli obiettivi dell'Arma dei Carabinieri nel Padovano. Il comandante del nucleo investigativo è responsabile di un assetto investigativo importante che svolge indagini contro la criminalità organizzata, indagini strutturate e contro anche i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che ormai qui in Veneto è una presenza purtroppo. Queste componenti speciali si integrano con la componente territoriale, quindi la compagnia di Padova, che è una delle 5 compagnie che ha le dipendenze delle stazioni, quindi un dispositivo capillarmente diffuso sul territorio che ha l'obiettivo primario di garantire sicurezza, di stare vicino ai cittadini, di rassicurarli, di dialogare, di parlare con tutti per far comprendere che l'Arma è vicino alle persone, non soltanto per questioni che sono afferenti alla criminalità, ma anche per risolvere problemi di carattere sociale.